CGIL e Cisle Will hanno indetto una manifestazione per mettere a conoscenza la cittadinanza delle gravi problematiche che stanno affrontando le case di riposo che stanno aspettando una riforma, le case di riposo che sono aggravate da quelli che sono tutti i costi aggiuntivi delle spese energetiche. Il sindacato unito lancia il via alla mobilitazione dei lavoratori delle IPAB venete, un'articolata serie di problemi non ancora risolti che si sta stratificando, mettendo così a serio rischio la sostenibilità delle strutture di assistenza degli anziani. Una situazione complessa che va affrontata con tutte le istituzioni coinvolte, prima che le strutture vengano chiuse o che il costo degli aggravi ricada integralmente sulle famiglie degli assistiti. Martedì prossimo è stato annunciato un presidio regionale di lavoratori a Venezia. Uno dei motivi per cui siamo arrivati a questo presidio è proprio perché non c'è nessun tavolo con Regione Veneto su queste tematiche e quindi la richiesta è l'apertura di un tavolo. Su quali sono i temi? Il tema è innanzitutto la riforma delle IPAB, che manca in questa regione da 20 anni. C'è la questione rette, che adesso è in aumento in tutte le case di riposo. Ci sono 35.000 anziani a rischio di subire questo aumento forte già da questo mese. E c'è un problema del personale che è inquadrato in maniera diversa e questo porta alla fuga di professionisti verso il settore pubblico.